Questo è il messaggio più importante: no polemiche, no critiche, no ragionamenti, è il momento di ubbidire. Ogni tanto nella vita capita anche questo, perché è importante che gli artificieri facciano quello che devono fare nel modo più rapido e indolore possibile. Martedì 21 giugno il Bomba Day, lapidario il sindaco di Valbrenta in vista delle operazioni di sminamento, trasporto e brillamento dell'ordigno bellico americano da 1000 libbre della seconda guerra mondiale, rinvenuto in un cantiere in centro abitato a Cismon del Grappa. L'intervento è delicato, ma soprattutto è importante fare presto e quindi che vengano rispettate le tempistiche, e quindi per le 7:40 di martedì mattina tutti i cittadini di Cismon e del Collicello dovranno aver abbandonato le loro abitazioni. Quante persone saranno fatte evacuare? Saranno circa 650, di cui 590 a Cismon del Grappa. Abbiamo individuato dei punti di accoglienza, ovviamente a seconda delle tipologie delle persone. Sarà attivo anche un numero di emergenza. Il COC sarà allestito all'ex municipio di Valsagna, dove oltre al sindaco saranno presenti anche prefetto e questore. Entro le 7:40 Cismon dovrà essere svuotata. Bloccata erogazione di luce e gas. Alle 8 partiranno le operazioni degli artificieri. Operazioni molto delicate vista la tipologia della bomba e la sua collocazione in mezzo alle case. L'attività principale poi è quella di despolettamento, e quindi la più delicata è quella di togliere le spolette dalla bomba, per poi avere la possibilità di liberarla e quindi portarla al punto di brillamento che si trova a Rossano Veneto. Già individuati e studiati 2 percorsi possibili da Cismon a Rossano, e anche in questo caso dovrà essere garantita la massima sicurezza. Chiusi i sentieri, chiusa la ciclabile, vietato il sorvolo dell'area, bloccati gli autobus che stanno sostituendo i treni causa manutenzione della rete ferroviaria. Dalle 6 alle 17 saranno chiuse le strade, a cominciare dalla statale 47 Valsugana, da Romano Nord alla galleria di Arsier. Verrà interrotta sia la strada statale 47 sia l'SP 73 per salire verso il Cornale. Quindi entrambe le direttrici saranno interdette alla circolazione. Ci aspettiamo che i conducenti siano rispettosi delle segnalazioni che sono già fuori da tempo e che soprattutto non cerchino di violare i divieti a tutti i costi, altrimenti non se ne va fuori. Rischiamo di bloccare mezza provincia.